faccio più. Non c'è mestiere più professione più noiosa che fare l'insegnante a ragazzi scostumati, ineducati, svogliati. E ce n'è uno in particolare che mi fa disperare. Vedete, sono 2 ore che è iniziata la scuola e ancora non è venuto. Chi manca? Il solito cretino. Signora Messi, io sto qua. Eccola qua, è arrivato il solito cretino. Che cos'è questo piripì? Così si viene a scuola con 2 ore di ritardo? Signora Messi, io me l'ho preparato presto. E poi sono arrivato tardi. Perché mi sono dovuto preparare. Ma c'è da lavare. Ma c'è la maglietta pulita, lo sloppiello pulito. Ma che mi interessa a me, lo sloppiello, i calzini, cosa mi interessa? Sono tutto pulito. Mi fa piacere, perché è una cosa eccezionale, essere puliti tutti i giorni, bisogna lavarsi. Basta, che cos'è questo piripipì? Non mi piace. Ma a scuola si viene per canticchiare. Cretino, smettila. Non lo voglio sentire, questo piripipì, non lo voglio sentire. Ma tu stai bisbigliando, lo dici ancora, sottovoce, non lo devi dire più, basta, senza piripipì. Allora senza piripipì. Avanti. Su. Signora Messi, ma posso seduto? No, chi ha detto che devi sedere? Chi lo ha detto che non era posto? Signora Messi, l'avete detto voi. Vai a sedere, l'avete detto. Prima l'ho detto, adesso non l'ho detto più. Signora Messi, vuoi non dire una cosa per avete capito? Come una cosa per dire? Aspito, io prima hai diritto vado a sedere e poi mi volete fare tutto e giù. Certamente, lo dico io quando divento a posto. Non sei tu a stabilirlo. Ma io stanco, sto lì. Guardate, sei stanca. Devi aspettare, devi stare in piedi, perché ti devo interrogare. Devi vedere se ti sei preparato. Ancora, colpi, basta! Non si fa più per la capito? Non lo devi fare più. Hai capito? Non lo devi fare più, non lo voglio dire più, mai più. Ma facile, ci cucite lì. Oh, madonna, ma che fai la pizzaiolo? Ma che fai la pizzaiolo? Che ti dico basta. La devi smettere. Posa qui la cartella. Sul banco. Smetti, oddio. Che peccato che non ti posso picchiare. Giù le gambiule. Avanti. Risponde alle mie domande esattamente. No, c'è risponde la forza, mo. Ma si capisce che risponde la forza? Guardate, allora devi stare in castigo. I tuoi compagni stanno in ricreazione. E tu per punizione resti qua. Perché mi vanno a rulare in ricreazione? Perché tu sei venuto con 2 ore di ritardo. Basta. In piedi. Basta. In piedi. Rispondi. In quante parti si divide il mondo? E noi che lo abitiamo, come ci chiamiamo? Signora Maestra, il mondo è una palla. E noi siamo tutti ballisti. Ballisti noi. Siamo mondisti. Ma quale mondisti? Sì, ma una cosa, che ne sacci? Guardate come mi risponde male, Silenzio, rispondi. La vuoi finire questa piripipì? Ma la vuoi finire? Signora Maestra, ma una cosa già fa. E dobbiamo finire senza fare. Ma quello facciamo in scuola per canticchiare. Avanti, su, facciamo storia. Ori di come si tu. Ma perché mi fa questa storia? Perché c'hai mi appiccicato? Ma che intendi? Ma non ti rete, perché c'hai mi appiccicato? Ma vicino Vasillo non Ma quale Vasilli? Mi passavo con te! Tu lo so quale che lo dai! Guardate che monello, Allora non mi va! Parlavo con te, guardate che... Non mi va a sapere, ma mi va a sapere! Ma chi vuole essere baciato da te? Ma che cosa intendi tu per storia? Quello che fa a me e papà tutti i mattini! Ma che me ne importa? Vabbè, ma fare sempre storia! Che c'è? Quella è una cosa, quella è un'altra! Fare sempre storia! Una volta, madonna mia, non ce la faccio più, smettila, prego, ti prego, smettila! Avanti! Quanti furono gli evangelisti? 4 furono i 2 evangelisti. Caini e Abele. Ma si sono 4, come sono 2? Come ti esprimi? 4, sono 4, 2, sono 3, quanti ne sono? Poi da pezzaroncino, non parla più. Ma che sono panzanotti, pezzaroncini, ma che me parli? Ma che vuoi dire, che ne sacci? Asino! Asino! Asino, hai quello per lo. Che cosa? Hai quello te ne vai? Dico, sei un asino, quello sei. Un asino. Un'altra volta, smettila, dimmi il primo uomo che è venuto al mondo. Vabbè, la domandina facile fa. Chi fu il primo uomo che è venuto al mondo? Avanti. Signora Messi, il primo uomo che è venuto al mondo... meno male, lo sa. Il primo uomo che è venuto al mondo è stato Ferdinando Regali. Chi è Ferdinando Regali? Oh, cane se ne fuiette rimanete solamente Ferdinando. Madonna, ma che me ne porti con cane se ne fuiette? Che mi interessa a me? Rimanete solamente Ferdinando. Ma chi è Ferdinando? Non lo conosco Ferdinando, lo voglio conoscere, non mi interessa Ferdinando. Voglio sapere il primo uomo che è venuto al mondo chi è. Signora Messi, è il primo uomo che è venuto al mondo, io non me lo ricordo. Guardate, non se lo ricordo, una cosa così stupida, così elementare. Fu Adamo. Il primo uomo fu Adamo, maestra. Fu Adamo. Te l'hai messa in mente, Adamo. E chi fu la sua compagna? Luisella.
E chi è Luisella? Chi è Luisella? Chi è Luisella? La compagna mia! E che me ne porta? Che la faccio tutte di... La compagna si chiama Luisella, ma dire a me che mi interessa a Luisella? Che mi interessa Luisella? Mi interessa a me! Guardate, non voglio sapere, la prima donna chi fu? Adamo, fu Adamo il primo uomo, e la sua compagna fu Eva. Fu Eva. Ah, no. Fu Eva, la prima donna fu Eva. No, fu Eva, che fu Eva? Fu Eva. Chi fu? Fu Eva. Chi fu? La sigaretta. Madonna. Chi fu? No, voglio sapere chi fu la prima donna, chi fu la sua compagna, la compagna di Adamo, chi fu? Non lo sai, fu Eva. La compagna di Adamo. Fu Eva. Fu Eva. Basta. E Adamo l'ha chiappato. Madonna, vabbè, basta, non ne facciamo più di queste domande che io non ce la faccio più, mi sento impazzita. Morte, la compagna di per dici. Avanti, non ne sai niente, facciamo il dettato. Su, presto, il dettato. Dai, ma famoso su fare. E quando, domani? Non potevo fare rimane. Non ti ho fatto oggi. E in malestra pure. Che fai tu? Qua palestra! Stai da figo, senza palestra! Avanti, scrivi, presto, dettato! A me ne facciamo qualcosa! Tra poco si deve uscire, sono il campanello! Avanti, presto, trova la pagina! Come stai... Appresso, dato con tutti i guanci che fai quando scrivi bello, pulito! Scrivi, dettato! Presto, dettato! Sai come si scrive, dettato? Con la D! La D! Signorina! Con la D, bravo, scrivi! Ma che diaggio fa? Guardate come si esprime male, che diaci, così si dice! Con quale D devo scrivere? Cioè, non lo sai come si vuol dire, la grande... Questa è quella che volevo sapere, che D volete? No, voglio la D di dettato, cioè se le vuoi sapere se è la grande o la piccola, cioè la maiuscola o la minuscola. Che la panza! La panza, mi si incintato, che già secca, dettato, con la lettera maiuscola, è chiaro, quando si incomincia a scrivere sempre con maiuscola, dettato, D grande. Dettato. Vedi, non fa guai, poi dettato. Come si scrive dettato? Fammi sapere come si scrive. Quando lo sai? 4 T. Ma perché guarda? Guarda, segui, guarda me, segui le mie labbra, guarda come lo faccio capire chiaro. Ma che fai? Mi spara da fuoco, guarda! No, me ne fuoco mi lo cacchi, dettato, cioè 2 T prima, poi la A, poi tu, T-O. Dettato. Tio. Da capo, l'uomo. Vado qua, per scrivere l'uomo, chissà che mi convince, scrivi l'uomo. Guarda come si scrive, segui me. L'uomo. Quando si belle, come hai fatto? Hai fatto una macchia! Hai visto che hai fatto? Una macchia sul quaderno? Ho fatto una macchia! Oh, come si fa? Come si fa? Che fa? Brutta la carta, guardate, a terra se bus costumato. Vai da capo. Che hai fatto qua? Signorina, hai fatto l'uomo. Madonna, che ne faccio? Chi sono? Ma che ne faccio? Non si qua. Madonna, ma sono l'uomo. E che mi fa? Non signora di quest'uomo sulla carta. Che ne faccio l'uomo sulla carta? Ma ti davi dei dati, lui che vuoi dare? Dio mio, non è buono. Non date retta, ma non mi presento l'uomo direttore, guardate, nato foglio, scrivi bene. Ma guarda, non mi fare impazzire, scrivi da capo, dettato. Guarda, quando vuoi scrivere bene, sai scrivere. Invece tu sei distratto. Ma che le avete? Nell'occhio! Che ti possono ammazzare. Ma hai messo la penna nell'occhio, Dio mio, che mi hai fatto? Come mi brucia! Scrivi, cretino, l'uomo! Mi brucia! L'uomo, mi brucia! Madonna mia, cosa hai scritto? L'uomo mi brucia! Guardate, che hai scritto? Guardate, che hai fatto? L'uomo mi brucia! Come mi tu bruci la coppa? Allora, così avete detto, l'uomo mi brucia! No, non ho detto qua, a me mi brucia, l'uomo qua lo brucia. Va bene, non mi dare cola, io sto papà. Un altro foglio, ma prima dettato faccio un coppa la copertina. Scrivi da capo, scrivi. Dettato. Scrivi bene, non ce la faccio più, io mi sento impazzire. Ma scrivi una lettera da voi. Questo mi fa impazzire, per l'amor di Dio, sono esaurita. Avanti, l'uomo vive nella famiglia. No, ma io scriverò. Qua miseria. Chi dai che sa che... che la mamma sempre così dice, mica mamma sempre da miseria. Ma mamma, che c'è mai quello che mi ha dettato? Voglio dire che... Qua sai, non ce la faccio più, io scriverò a tuo padre. Che la mamma sa leggere. Bravo, ma che papà, allora scrivo a mamma. La mamma manca sa leggere. Tutti istruiti, qua tutti istruiti la ragazza non chi. Ti ricordo là che so, per immagino. Allora vabbè, questo no vuol dire che io ti darò 15 giorni di sospensione. E che so?
Vuol dire che per 15 giorni non verrai a scuola. Ah, sta famaro. Come la sta Pamarò? Ah, parlate io su un mese, andiamo alla Oh, madonna, un mese! c'è feria. Io non ce la faccio più, guardate, questo è proprio un discolo, un monello, qualunque cosa mi dici, trovo sempre da ridire, è contento, non viene a scuola, lui è felice. Ah, basta, Vanni, basta! Hai finito? Fammi vedere quante sciocchezze hai scritto. Fammi vedere. Poi te ne mando a casa, dettato. L'uomo, silenzio, l'uomo, signorina mia, bella, voi mi piacete, io mi sono innamorata di voi, oddio mio! Queste cose che si scrivono sul quaderno, monello che sei! Ah sì? Ah sì, sono monello, perché quando me l'ho preso lì da scuola, proprio mi accarezza la mano. A me mi accarezza la mano? Mi accarezza la faccia. Ma che c'è di male? E poi devo mettere la mano accanto a qua, e devo farci destre. Ma che c'entra? Vedi tutte cose. Tu vedi? Vedi tutte cose. Ma che c'entra? Il preside è una persona anziana, mi vuole bene come una figlia, lui per me è come un padre. Mi facete conto che sono figlio. Tu? Ho preso come ha accontentato tuo padre, ha accontentato mio figlio. Ma queste cose tu sei piccolo, le devi vedere. Voi non lo hai da fare perché sono creature, le creature spirituali. Guardate un poco, ma come si deve fare? Io non ce la faccio più con questo, non ce la faccio più, non è possibile, te ne devi andare, hai capito? Vai a casa, non ce la faccio più, ecco. Io non mi stanchieti, te voglio bene. Viene giungano un po' di denti in mano. A me quando mi piglia un quartierone, te insomma molla e non ragioni più. Ma tu sei uno scolariello, pizzerilla, la maestra che può fare. Tu mi metterai alla prova e te non scende prova, te farai cucciolare. Tu sei un catecolla, tu sei un cosa molla. Io s'accia lecchia mecca, o assaggia, viene a capo da becciare. Tu hai pensato sulla lezione, si coglione, non si buona. Ma qua scuola, qua studia. Vieni accompagnato da papà, non ti posso portare. Sì, papà me ne secca, con la stessa passeggiata. Va faccio la parte là, non ti posso sopportare. Già, ma dimmi sì, Ancora? non mi faccio soffrire, lo giuro sto scolare, non ti faccio bandire. Si mi vuoi conquistare, per forza di studiare. Putti che sa che studi, sa che mi firma. Si mi vuoi conquistare, per forza di studiare. Putti che sa che studi, sa che mi firma. Vai, No. colaraccio, impertinente, vai a casa, via.